Cosa lega Brazzaville, metropoli africana di 1.700.000 abitanti, capitale della Repubblica del Congo, al piccolo castello di Brazzacco, tra le colline del Friuli? Li lega la storia di un personaggio incredibile, Pietro Savorgnan di Brazzà. Esponente della famiglia Savorgnan, potentissima dinastia friulana nei secoli tra l'apogeo dello Stato patriarcale e la dominazione veneziana. Nato a Roma nel 1852, Pietro Savorgnan di Brazzà fu uno dei più famosi esploratori dell'Africa nera nella seconda metà dell'Ottocento, al pari di personaggi come Livingstone e Stanley, rispetto ai quali si distinse per le qualità umane e per l'aver strenuamente difeso fino all'ultimo le popolazioni indigene dall'avanzata di un colonialismo rapace e brutale, che mise fine a civiltà antichissime e pose in schiavitù migliaia e migliaia di uomini e donne. Non a caso è l'unico europeo al quale è ancora intitolata una città africana, a testimonianza della stima perenne che i congolesi conservano per lui. Crebbe tra Roma e Parigi e in Friuli, nella villa di Soleschiano, nei pressi di Manzano, e a Brazzacco, dove la famiglia possedeva un borgo rurale con cappella gentilizia, centro di un'estesa azienda agricola e antico luogo fortificato, noto per aver avuto parte nelle vicende storiche del Friuli medievale. Fino agli ultimi decenni dell'Ottocento, l'interno dell'Africa era ancora pressoché sconosciuto. Nell'immaginario era una terra misteriosa, di foreste sterminate, popolate da animali feroci e tribù ostili. Nella stagione di esplorazioni inaugurata dallo scozzese David Livingstone, le spedizioni europee iniziarono a penetrare nell'interno, risalendo i grandi fiumi del continente. Nel 1875 Pietro Savorgnan organizzò la prima spedizione. Risalì quasi l'intero corso dell'Ogowe, nell'attuale Gabon, e attraverso esso raggiunse il bacino del fiume Congo. Le successive spedizioni furono finanziate anche con i beni di famiglia. La madre Giacinta vendette il palazzo Brazzà di Via del Corso a Roma ed alcuni campi a Modotto, nel comune di Moruzzo. Nel 1884, grazie ai trattati che seppe stipulare con le tribù indigene, assicurò alla Francia un vasto territorio nelle attuali repubbliche del Congo e del Gabon. Contemporaneamente la Società di Geografia decise la creazione di una nuova stazione, che prese il suo nome e che ancora oggi si chiama Brazzaville. Nel 1904 si era già ritirato a vita privata, ma venne richiamato dal governo francese per una missione di inchiesta nella colonia del Congo, che gli permise di verificare i maltrattamenti e lo sfruttamento schiavista a cui i congolesi erano stati sottoposti dopo la sua partenza. Rilevò che le compagnie commerciali detentrici del monopolio del caucciù e dell'avorio avevano ridotto in schiavitù le popolazioni che egli aveva protetto, ma la relazione di denuncia che aveva redatto per il governo francese non giunse mai a destinazione. Pietro Savorgnan di Brazzà morì il 14 settembre 1905 a Dakar durante il viaggio di ritorno in circostanze misteriose. Fu sepolto ad Algeri dopo i solenni funerali di Stato a Parigi e nel 2005 le sue ceneri sono state trasportate, a seguito delle celebrazioni per il centenario della morte, in un mausoleo eretto a Brazzaville. Pietro Savorgnan di Brazzà fu senza dubbio il rappresentante più noto a livello internazionale dell'antica stirpe dei Savorgnan, ma non fu il solo ad entrare nel libro della grande storia. I Savorgnan stanno al Friuli come i Medici stanno a Firenze e alla Toscana. L'arme di famiglia, o meglio quella del ramo Savorgnan dello Scaglione, è diventata il gonfalone della città di Udine e anche del piccolo paese di Pinzano al Tagliamento, nel passato uno dei feudi più importanti. Originaria della Germania, la famiglia arriva in Friuli all'inizio del XIII secolo. Il capostipite si chiama Rodolfo Ciprioner, che nel 1235 viene investito dal patriarca di Aquileia del possesso di un piccolo castello a presidio del torrente Torre, Savorniano. Il nome del luogo diventa il predicato nobiliare della famiglia, che viene infeudata anche di una parte del castello di Udine e acquista inoltre Flagogna, Osoppo, Savigliano, Aris, Buia e Pinzano. Quest'ultimo castello ha un ruolo centrale.
Qui vengono riscossi i tributi ed installati l'ufficio giurisdizionale e le carceri per tutte le ville dei suoi possedimenti. La famiglia, che nei secoli si dividerà poi in tanti rami, nel 300 fonda il proprio potere sul controllo delle acque ed in particolare su quello del corso del tagliamento, di importanza cruciale per il trasporto del legname proveniente dalla Carnia e diretto in massima parte a Venezia. Federico Savorgnan nel 1385 viene nominato patrizio veneziano. Il figlio Tristano, avuto con Orsina dei Marchesi d'Este, dopo aver tentato invano di crearsi uno stato proprio sulle rovine del patriarcato di Aquileia, è alla testa dell'esercito della Serenissima che nel 1420 pone definitivamente il Friuli sotto il proprio dominio. Nel 1511 Antonio Savorgnan, signore di Pinzano, è tra i fomentatori della Crudel Zobia Grassa, la rivolta popolare che inizia il giorno di Giovedì Grasso a Udine per poi estendersi alle campagne. Un bagno di sangue che farà decine di vittime tra le famiglie nobili friulane legate agli Asburgo. Antonio tradirà poi Venezia per passare tra gli imperiali e sarà infine ucciso dai sicari mandati dal Consiglio dei Dieci. Il cugino Girolamo fu uomo d'armi a capo delle Cernide, la milizia territoriale al servizio di Venezia. Quando il Cadore fu invaso dai tedeschi nel 1508, li sconfisse più volte costringendoli alla fuga. Nel 1513, dopo la sconfitta veneta, si rinchiuse nella fortezza di Osoppo e tanto tenace fu la sua resistenza agli imperiali che quest'ultimi finirono col levare l'assedio. Giulio fu a sua volta un altro fedelissimo di Venezia che nel 1567 lo creò sovrintendente generale dell'artiglieria e delle fortificazioni di tutto il territorio della Repubblica. Apprezzato ingegnere militare, progettò la famosa cinta con 11 baluardi della fortezza di Nicosia a Cipro. E anche a Venezia, a Corfù e a Brescia si trovano altre tracce della sua opera. Anche i progetti della futura Palmanova portano il suo nome. I Savorgnan, alla maniera dei Medici, furono dunque una dinastia di criptosignori, capaci di incidere nelle vicende politiche e storiche della propria terra, ben al di là delle cariche ufficialmente ricoperte, attraverso un potere divenuto nei secoli tentacolare e grazie a tanti personaggi brillanti, coraggiosi e spregiudicati.